Assessore Panaritti, oggi all'Area Science Park di Trieste, alla presenza del Ministro Giannini, è stata inaugurata questa sala che è un laboratorio, sarà destinato alla formazione di alta qualità per il quale la Regione ha investito anche in termini sostenendo la Fondazione Alessandro Volta. Per noi l'alta formazione, la formazione terziaria come questa è molto importante. Pensiamo che il corso costa annualmente 620.000 euro, di cui 390.000 quasi sono di finanziamento regionale. Intorno però a questo progetto abbiamo visto soggetti pubblici e privati, imprese e ulteriori investimenti in questo laboratorio. Questo ci dà la misura di quanto sia importante questo tipo di formazione, che è una formazione, lo ricordo, che porta poi successivamente a trovare quasi sicuramente un'occupazione proprio nel campo della salute, che è davvero centrale nel futuro di tutte le persone. Quindi un progetto davvero di territorio, di rete, insieme alla scuola, insieme all'università, insieme alle aziende, che è iniziato da poco ma comincia già ad avere degli ottimi risultati. I ragazzi hanno raccontato di stage in impresa, di importanti periodi di stage in impresa anche all'estero e di una richiesta da parte del mondo imprenditoriale di tecnici di questo tipo che supera anche il numero di quelli disponibili. Assessore, i dati dell'Istat indicano poi che il Friuli Venezia Giulia è al primo posto per quel che riguarda i nuovi contratti di lavoro, anche perché forse dietro ci sono iniziative come queste e delle politiche come queste. Da un lato questi sono contratti trasformati, dall'altro però c'è un buon lavoro, un lavoro qualificato che i nostri ragazzi, le persone del Friuli Venezia Giulia sanno di poter offrire grazie proprio a un sistema di formazione e di alta formazione che è, se possiamo dire, molto molto buono, forse uno dei più buoni d'Italia. Allora, signor Ministro, oggi qua all'area di ricerca è un esempio di formazione, però anche di innovazione. Ecco, lo spirito di quello che vuole dare la Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche il Governo. Sì, è una sintonia totale, soprattutto in questo momento in cui finalmente si torna a parlare incisivamente di ricerca, di innovazione e del collegamento tra queste due dimensioni. L'area Science Park, che conosco molto bene anche da vicino, non è la mia prima visita, ho visitato il Sincrotone un anno e mezzo fa, oggi però mostra un'altra sua eccellenza che è l'ITS, il laboratorio in particolare che inauguriamo per studenti che diventeranno tecnici, specialisti insomma, della gestione delle apparecchiature biomedicali. E è un esempio dei 4 in Friuli Venezia Giulia, sono 4 queste strutture che dobbiamo assolutamente diffondere e potenziare nel Paese. Voi sapete che l'istruzione terziaria è una leva fondamentale anche per dare occupazione ai nostri giovani. L'Italia è molto indietro sotto questo profilo e quindi vogliamo andare avanti in questa direzione incisivamente.